Assessore Panariti, un'opportunità oggi per avere dei giovani che possono formarsi sulle normative europee e anche per il territorio regionale che potrà magari disporre di nuovi finanziamenti provenienti dall'Unione Europea. Certo, sin dall'inizio da parte dei giovani c'era la richiesta di un corso di europrogettazione. Abbiamo pensato che gli esperti di europrogettazione stanno proprio anche nella regione Friuli Venezia Giulia, specialmente nella regione Friuli Venezia Giulia, e per questo è partito questo primo corso di europrogettazione per i giovani, un corso che ha avuto richieste maggiori rispetto ai posti disponibili, che replicheremo a Udine e che comincerà a formare i nostri giovani anche sui temi della progettazione europea, del rapporto con i nostri enti locali e formerà la capacità di aderire e di progettare e anche di trovare dei finanziamenti a livello europeo. Assessore, un corso poi che non comporta costi per l'amministrazione regionale. Questo mi sembra molto importante, il fatto che i docenti, le docenti del corso siano funzionari regionali e quindi siano a disposizione, mettano a disposizione tutta l'esperienza che hanno in questo tema, che è un'esperienza importante, che è un'esperienza approfondita, è a disposizione dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i corsi. Quindi la Regione che si mette a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani e progetta in cooperazione dei percorsi da condividere.